Siamo con Jessica, presidentessa dell'Associazione Ippica Genonese. Jessica, quando si terrà quest'anno il rodeo del Cavallino della Giara? Il rodeo si terrà l'11 agosto. Che cosa consiste il rodeo? È una gara di abilità in cui vince il cavaliere che rimane più in groppa al cavallino. Ah, quanto vince? Quant'è il montepremi quest'anno? Quest'anno è di 3.850, in cui 2.000 euro il primo, 1.000 il secondo, 500 il terzo, 250 il quarto e il quinto 100 euro. Ottimo. Ma ci sono anche delle attività collaterali per i bambini? Sì, la mattina l'Associazione Ippica Genonese ha deciso di organizzare Cavalli e Bambini in Festa, una piccola manifestazione per i bambini e i ragazzi per far conoscere loro questo splendido animale. Si può mangiare, sì. Sì, c'è il pranzo e la manifestazione inizia verso le 9 con il battesimo della stella, intorno alle 10 ci sarà la dimostrazione di ferratura e alle 11 i bambini cercheranno di fare una piccola prova di gara al lazzo con i piccoli puledrini. Naturalmente è una prova, quindi negli animali, nei bambini si potranno fare del male, solamente per farli divertire. Dopo il pranzo invece ci sarà la corsa e il maialetto, sempre per fare in modo di far divertire i bambini prima delle iscrizioni del rodeo. Perfetto. I costi quali sono? Quanto costa il pranzo e quanto costa l'ingresso al rodeo? L'ingresso al rodeo è di 5 euro e il pranzo sempre da 5 euro.